Di diverso avviso invece un altro sindacato, cioè la FIM-CISL, che è convinta che lo sciopero dei metalmeccanici proclamato dalla sola FIOM sia stato un flop e che alle manifestazioni ci fosse tanta politica e pochi operai. La giornata di oggi, afferma in una nota il segretario generale della FIM Giuseppe Farina, conferma che il sindacato metalmeccanico può fare a meno di un'organizzazione che proclama scioperi inutili, intimidisce e insulta nelle piazze e davanti alle fabbriche chi non la pensa come loro, fa solo politica e non riesce a far scioperare nemmeno i propri iscritti. Rimaniamo in tema perché con noi questa sera, primo ospite di questa pagina informativa, Cristiano Pizzo, segretario regionale della FIM-CISL del Friuli Venezia Giulia. Umberto, guarda! Giulia condivide, buonasera, le posizioni espresse del segretario nazionale della FIM-CISL? Sì, anche perché posso dire che la stessa cosa è accaduta nel nostro territorio. I dati che ho io di adesione allo sciopero sono dati purtroppo, dico, bassi. Non perché io condivida le motivazioni che hanno portato la FIOM a fare lo sciopero, ma perché il continuare a proclamare scioperi uno dopo l'altro, sostanzialmente dividendo le organizzazioni sindacali, perché ormai questa pratica della FIOM è in atto da alcuni anni, e svilisce il ruolo di uno strumento che è ancora uno strumento valido e moderno, ed è lo sciopero. Ma lo sciopero organizzato bene, lo sciopero finalizzato al raggiungimento di un obiettivo e non lo sciopero fine a se stesso. In questi anni la FIOM di scioperi ne ha fatti tantissimi, risultati zero. Ma guarda questo! Viva la FIOM CGIL! Ma tra l'altro c'è da dire che allo sciopero hanno aderito diverse categorie, varie realtà politiche e quindi insomma c'è stato un po' un guazzabuglio di partecipanti a questo sciopero. Sì, ma guardi, ultimamente anche la FIM e la CISL hanno organizzato delle manifestazioni pubbliche. Ricordo la grande manifestazione in Piazza del Popolo a Roma, in cui abbiamo tranquillamente e credo correttamente chiesto alla politica di non venire, di non partecipare, perché con il nostro modo di fare non c'entrano nulla. C'è qualcuno che ha fatto un'altra scelta, quello di legare l'attività sindacale all'attività politica. Anche perché poi si mescolano gli obiettivi e gli interessi. Ma naturalmente, e credo che in questo modo si disorientino anche i lavoratori. E tu cosa mi dai? Fino amaro. E tu cosa mi dai? Fino amaro. Vino amaro. Vino amaro. Oltretutto ribadisco che organizzare uno sciopero o comunque un momento di protesta e in qualche modo di antagonismo a una controparte significa finalizzarlo a un obiettivo. Obiettivi raggiunti dalla FIOM in questi anni con questi scioperi sono veramente pari a zero. Io lo ribadisco non come provocazione ma come sottolineatura di un dato di fatto. Però guarda, io magari sarò un po' tradizionalista, ma trovo che la Lega FIOM! sia sempre la numero uno.